Il Venezia è matematicamente retrocesso in Serie B, questo ancor prima di giocare la sua partita. Il pareggio per 1-1 maturato nel pomeriggio tra Empoli e Salernitana elimina di fatto gli arancione-verdi dalla corsa comunque complicatissima a questo punto appesa a un filo per rimanere in Serie A. Un verdetto arrivato ancor prima della partita del Venezia che scenderà in campo questa sera alle 20:45 contro una carrozzata di questo campionato come la Roma di José Mourinho all'Olimpico. La partita comunque si giocherà, ma sarà ininfluente dal punto di vista della classifica per i lagunari. Il pareggio guadagnato ad Empoli fa salire la Salernitana a quota 31 al quartultimo posto della classifica che vale la permanenza in Serie A. Anche con due ipotetiche vittorie, questa sera e domenica prossima, i ragazzi di Mister Soncin potrebbero al massimo agganciare la Salernitana a quota 31, avendo però perso entrambi gli scontri diretti con la squadra Amaranto e dunque restando sempre in una classifica peggiore. Fa riflettere comunque la decisione della Lega Calcio che almeno nelle ultime giornate non sia stata garantita per esigenze televisive almeno la contemporaneità tra le squadre in lotta per lo stesso obiettivo nell'orario di inizio delle partite. La sentenza della matematica era ampiamente nell'aria da tempo e arriva al termine di un girone di ritorno disastroso con 10 sconfitte consecutive per il Venezia. Ora sarà tempo di programmare la prossima stagione nella serie cadetta 2022-2023.